Bentornati nel canale degli Uomini d'Avanza da Andrea. Oggi saremo ospiti di signora Elena che ci insegnerà a fare le zeppole tradizionali, ricetta familiare tramandata da generazioni, una cosa spettacolare, vedrete. Per questa ricetta avrete bisogno di 1 kg di farina, 50 g di burro, 4 uova intere, un bicchiere di grappa, buona, 2 bustine di vanillina, una bustina di lievito. Mi sembra che siano da 17 grammi se non ricordo male, comunque controllate, dovrebbe essere così. Una bustina di zafferano, 300 ml di latte, 3 arance e 500 g di patate. Preparate tutti gli ingredienti e teneteli a portata di mano, vi serviranno al volo. Intanto fate bollire le patate e schiacciatele. Grattate la buccia delle arance, spremete il succo e tenete anche quelli a portata di mano. Quindi passiamo a cucinare. Nella scivadda, il nostro contenitore tradizionale sardo, abbiamo le patate schiacciate. Iniziamo a incorporare gli ingredienti partendo dalla ricotta. Utilizziamo lo stesso schiacciapatate per romperla e renderla omogenea all'interno dell'impasto. Mettiamo in un bicchierino una parte dei nostri 300 ml di latte e sciogliamo all'interno una bustina di zafferano. Poi prendiamo le uova e rompiamole all'interno della scivadda, incorporandole all'impasto. Lavoriamo bene l'impasto per amalgamare tutti gli ingredienti. A questo punto aggiungiamo al nostro impasto la scorza d'arancia e di seguito il succo dell'arancia. Ricordiamoci di versare il succo piano piano per fare in modo che l'impasto riesca ad assorbirlo. All'interno di un pentolino intiepidite un po' di latte, diciamo circa un bicchiere, sciogliete all'interno il burro e unitelo all'impasto, sempre versandolo molto lentamente per fare in modo che riesca ad assorbirlo. Quando l'impasto avrà assorbito tutti gli ingredienti è il momento di aggiungere il latte colorato con lo zafferano. Una veloce mescolata e possiamo aggiungere anche le bustine di vanillina e il lievito. Adesso è il turno di unire al nostro impasto la grappa e subito di seguito il sale. Prendiamo un'altra tazzina di latte, riscaldiamola leggermente, proprio intiepidita col microonde,
aggiungiamoci all'interno il nostro panetto di lievito di birra, che dovremmo squagliare con le mani o con l'aiuto di un cucchiaino per poi andarlo ad aggiungere all'impasto successivamente. Ora incorporiamo nell'impasto la farina, piano piano lavorandola. Noi stiamo usando una farina 00 per dolci, mi raccomando versatela piano piano e lavorate l'impasto a lungo. Lavorate l'impasto e amalgamate la farina piano piano finché non otterrete un composto bello omogeneo. A questo punto possiamo inserire il lievito nel nostro impasto. Continuiamo a lavorare l'impasto unendo di tanto in tanto il latte fino a terminare la quantità e lavoriamolo fino a ottenere un composto omogeneo. Proviamo a comporre una zeppola col nostro impasto per vedere se la pasta si è legata e se rimane insieme. Se ci riusciamo vuol dire che l'impasto è pronto, quindi lo lucidiamo con poco latte e lo copriamo. A questo punto il nostro impasto è pronto, copriamolo bene con della pellicola e poi con una coperta. Noi lo posizioniamo all'interno del forno con la luce accesa per fare in modo che il lievito faccia effetto. Gli diamo circa 2 ore di tempo per lievitare. Ancora un attimo, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Tu stai ridendo? Dai, C'è niente da ridere. Lo so che molti di voi non l'hanno ancora fatto, lo vedo dai dati statistici di YouTube. Dai, supportateci nella crescita del canale, iscrivetevi e accendete la campanella, dato che ci siete, anche un like. Trascorse le 2 ore il nostro impasto è lievitato, come potete vedere la consistenza è ancora appiccicosa e va benissimo così, quindi prepariamoci a cucinarlo. Quando il nostro olio per friggere sarà in temperatura siamo pronti a cucinare le zeppole. Ci ungiamo leggermente le mani con dell'olio, prendiamo una piccola porzione di pasta, la allunghiamo e la richiudiamo come una ciambella per poi posizionarla all'interno dell'olio. Mi raccomando, non bruciatevi. Una volta posizionata la pasta all'interno dell'olio, questa si gonfierà, quindi con un bastoncino, una stecchetta, posizioniamola all'interno del buco della ciambella e allarghiamola per fare in modo che abbia la classica forma delle zeppole. Vediamo un po' il movimento da vicino.
Quando saranno belle dorate le togliamo dall'olio posizionandole in uno strato di carta assorbente per tirar via l'olio in eccesso. A questo punto le passiamo nello zucchero semolato e le nostre zeppole sono pronte. Beh, direi che non ci resta che mangiarle. Allora, buon appetito! Grazie di aver guardato e mi raccomando, se il video vi è piaciuto mettete un like e iscrivetevi al canale.